Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio e passo subito la linea a Graziano Marraffa per Cinema, Sapori di Cinema, con appunto la sua rubrica presa dall'archivio storico del cinema italiano. Buonasera, bentrovati. Proseguiamo questo nostro viaggio nella storia del cinema italiano. Oggi prenderemo in considerazione i capolavori del cinema italiano drammatico. 1951, Vittorio De Sica con il suo capolavoro neorealistico Umberto D, scritto con Cesare Zavattini. Il protagonista è un non professionista, un professore di glottologia che interpreta appunto il ruolo di un professore molto anziano che purtroppo non riesce nell'Italia del dopoguerra a sopravvivere con la misera pensione e affronterà una vita profondamente drammatica di difficoltà con il suo cane e la sua giovane cameriera. Nel 1952 Totò viene proclamato protagonista di uno straordinario film progettato da Roberto Rossellini, Dov'è la libertà? La vicenda straordinariamente amara di un uomo che ha passato 22 anni in carcere per aver ucciso il presunto amante della moglie, ma quando verrà liberato purtroppo troverà un mondo talmente cattivo che addirittura il paradosso della vicenda con Totò verrà processato per essere rientrato in carcere nottetempo. Una storia stupenda scritta da Ennio Flaiano, Vitaliano Brancati e Antonio Pietrangeli. Il film ebbe diverse problematiche censorie e anche di cambiamento di registi sul set, al punto che fu ultimato soltanto 2 anni dopo. Sempre pensato per Totò, però poi affidato all'interpretazione di Renato Rascel, Il cappotto di Alberto Lattuada, tratto dal omonimo romanzo di Nikolai Gogol, che vinse il Festival di Cannes. In questo caso un ritratto della classe impiegatizia d'inizio secolo con questo personaggio, questo povero impiegatuccio che per avere un baluardo di dignità nei confronti della società con fatica riesce a procurarsi un cappotto fatto su misura. Tra le interpreti femminili Antonella Lualdi e Yvonne Sanson, un grande capolavoro del nostro cinema. Nello stesso 52 Luigi Zampa con Processo alla città ci illustra con l'interpretazione di Amedeo Nazzari e Silvana Pampanini uno dei primissimi processi di camorra di inizio Novecento, un film che anticipa anche il cinema civile che verrà realizzato anni dopo, tant'è vero che nella sceneggiatura troviamo anche la firma di Francesco Rosi. L'anno successivo Mario Monicelli si stacca dalla coregia con Steno per firmare il suo primo film interamente diretto da solo, Le Infedeli, un dramma ambientato nella Roma borghese, ispirato un po' ai film d'esordio di Michelangelo Antonioni, dove un industriale fa pedinare la sua moglie da un agente segreto avendo dei sospetti. Le protagoniste, un cast corale straordinario, Gina Lollobrigida, Irene Papas e Tamara Lis. E la stessa Gina Lollobrigida sarà successivamente protagonista di un capolavoro di Mario Soldati, di straordinaria finezza drammatica e anche fotografica, La Provinciale, tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, con protagonista maschile Gabriele Ferzetti. Anche qui una vicenda molto delicata di una ragazza venuta appunto dalla provincia a Roma che incontrerà tante vicissitudini sempre più amare e disperate. E anche per oggi è tutto, alla prossima puntata. Grazie. Graziano, oggi siamo seduti vicino perché Massimo Bomba, come abbiamo già annunciato, è altrove, ma tornerà la prossima settimana. Ti ho sentito mentre ci spiegavi, impariamo sempre tante cose da queste tue ricerche, ho sentito Steno. E Steno, non tutti sanno, È il padre essere il papà Stefano di Vanzina, il padre di Carlo ed Enrico Vanzina, questi due cineasti straordinari che poi hanno tentato di proseguire la strada ironica che aveva iniziato appunto Steno. Così si firmava anche in un'altra epoca. In quindi, un'altra epoca, esatto. certo, però Steno si firmava così per abbreviare il nome, ma anche perché debutta come umorista, come vignettista nelle riviste del dopoguerra, tra le quali il Marco Aurelio, quindi era... E niente, lui è un pioneiro
pianoforte, dove tocchi il tasto la suona. Però io prima di andare avanti con la prossima rubrica vorrei ricordare il numero di telefono per votare i nostri concorrenti e se gentilmente dalla regia non l'avevo annunciato, però so che sono prontissimi. Lorenzo, grazie. Se mi fai vedere le schede dei ragazzi, sono io che non sono pronta. Eccoli qua. Eccoli. Allora, col codice 01 Francesco Battaglia, con il codice 02 Angelica Montanaro, con il codice 03 Pirolli e con il codice 04 Marco Forti. Il numero è 342 627 5717. Lo ripeto, 342 627 5717. L'ho imparato. Evviva! Così non mi fanno più, insomma, ecco, non mi tirano più le orecchie, diciamo così. E adesso passiamo alla nostra prossima rubrica, Pittori a confronto, con Mauro Russo, il nostro pittore, e la sua ospite. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nona puntata di Pittori a confronto. Oggi vorrei citare un grande del Novecento che è Giorgio De Chirico, che diceva: un'opera d'arte per divenire immortale deve sempre misurarsi deve sempre superare i limiti dell'umano e non deve tenere conto né del buonsenso né della logica. Ecco, sotto questa falsariga voglio presentarvi un artista che in un certo senso rappresenta tutto questo che ho appena detto, ed è la pittrice Francesca De Bartolo, in arte Mistral. Buon pomeriggio Francesca, e grazie di essere qui con noi. Ecco, raccontaci Francesca chi sei, perché la tua opera, ecco l'opera che ho vicino oggi, racconta molto di te. Io ho avuto la fortuna e il piacere di vedere prima di tutto una tua personale senza conoscerti, e poi ci siamo conosciuti, ma subito mi è saltata all'occhio e al cuore anche quella sorta di enigma del tempo, quel mistero che in ognuno di noi traspare, no? In ogni pittore traspare, ma forse nella tua opera è molto più accentuata, perché tu sei una pittrice senza tempo, ma non perché rappresenti come simbologia o forse non fortemente simbolico il fatto di rappresentare orologi, ma nella trama pittorica c'è questo fatto spazio-temporale che forse ti appartiene. Ecco, questa forse potrebbe essere una mia affermazione, ma una domanda che ti pongo. Chi sei, Mistral? Allora, intanto sì, il mio nome d'arte è Mistral e io sono semplicemente una donna devota all'arte, quello sicuramente. Mi occupo di pittura da sempre, anche di scultura, e quindi è dal dono a una devozione, no? Nei confronti dell'arte. Ovviamente l'opera di cui parli ha il titolo di Timeline, perché proprio hai preso l'opera che ha avuto il passaggio, cioè un mio passaggio tra sicuramente sempre un figurativo che però si è posto delle domande. Sicuramente è un periodo particolare per noi, no? Penso anche te come artista, dove ti poni delle domande e ti chiedi anche com'è il rapporto col tempo, perché oggi è tutto un divenire così accelerato, no? Un susseguirsi anche di immagini che ti bombardano i sensi quotidianamente. Quindi quello è stato un momento mio di domanda, per cui c'è anche questo sdoppiamento della figura femminile che è il tema principale delle mie opere, e in questo caso la domanda sul tempo, cioè il tempo nel senso come a dire che intanto personalmente vorrei poter avere 48 ore durante un giorno, perché è veramente difficoltoso, e però questo essere avvolti da un tempo che scorre, non si ferma, ed è un punto di domanda. Quindi dove andremo, dove arriveremo e anche da dove siamo partiti. Molto gugeniana come citazione. Ecco, tu mi hai aperto le porte a questa trasmissione, a questo incontro di oggi,
da un'affermazione che è nata da una nostra telefonata, ecco, perché Sì. mi rivolgo al pubblico da casa, prima di essere qui in questo salotto, in questa rubrica, in questi studi, tra di noi artisti ci sentiamo molto spesso per scegliere le opere o per trattare dei temi che ci sono a noi cari, perché la pittura è a noi cara, e quindi vogliamo fare bene il nostro confronto. Ecco, mi ha aperto le porte a una serie di domande che poi possono essere anche delle chiusure. Il fatto che hai affermato, dice, Mauro, io penso sempre alla pittura come una sorta di ritorno all'ordine. Vero. Ecco, lì hai acceso in me, hai dato un giro di chiave a un motore importante, perché oggi viviamo in un'epoca dove il tessuto informale o l'informe ha preso, come dire, il sopravvento, e spesse volte, l'ho citato anche altre volte, un artista a me caro che è Franco Gentilini, che è un pittore appartenuto alla figurazione italiana nel periodo quando era nata l'astrazione, sì, forse europea e mondiale, e mi piace ripetere ancora una volta questa frase, dice: per me essere un pittore figurativo oggi è come essere sopravvissuto a un incendio. Ecco, tu sì, sei sopravvissuta a questo incendio, oppure lo fai ancora perché hai lo scopo di riflettere, la forma ti porta ancora, è ancora un modo per pensare, per arrivare poi ad altre conclusioni che possono essere ancora una volta informali. Ecco, questo rapporto che hai con la figura, il tempo, il tessuto informale, perché c'è parecchio anche fortemente segnica la tua superficie, no? Esatto. Quasi gezzata, per usare un termine musicale, no? Raccontaci di tutto questo incastro, perché le tue superfici sono anche grandi superfici, quindi... Sì, questa è una delle tele più piccole, diciamo, perché le dimensioni sono veramente grandi, 2 metri, 3 metri, arriviamo anche a 4 o più. Però in questo caso, ecco, hai detto una parola fondamentale, no? L'enigma. Se andiamo alle origini, l'enigma era una macchina che poi ha iniziato così il linguaggio criptico, e quindi questo tema dell'enigma, sono sempre stata affascinata da tutto quello che poteva essere l'enigma anche di un segno, di una pittura, di un colore e tutto ciò che può esserci dietro. Ovviamente noi trattiamo il bidimensionale, per cui mentre inizialmente c'era il rapporto con il chiedere a noi stessi e a mettere su tela un nostro pensiero, poi c'è stato, come dicevo prima, il divenire, per cui la necessità di avere un dot des con il fruitore, quindi è un po' un dare-avere e un porre, se possibile, delle domande. Quindi sono sempre stata affascinata dalla psicologia della donna in particolare, che è sempre stata enigmatica. Oggi c'è un po' una mascolinizzazione della donna e una femminilizzazione dell'uomo, no? Se vogliamo. Per cui questo sdoppiamento, comunque, alla fine nella donna c'è sempre una parte, in ognuno di noi, no? Una parte femminile e una maschile. Quello che mi piace è esternare questa forza di una donna che comunque è vittima nella storia dei tempi, no? Però effettivamente la femminilità, attraverso la figurazione, attraverso dei segni, io graffio le tele perché sento questa esigenza. Per cui c'è un percorso che mi ha portata, come dicevi tu prima, a inserire anche dei simboli, no? Un aspetto simbolico, l'orologio, e ovviamente un richiamo a quello che è la clessidra del tempo, no? Ai numeri, però ci sono anche dei simboli come i numeri arcaici, lettere antiche, anche delle frasi, perché ci sono anche dei segreti in ogni tela che noi... Però Francesca, io non vorrei entrare in un terreno che magari potrebbe risultare per me impervio, però voglio avere la licenza, in quanto pittore, di voler entrare come una sorta di Virgilio, no? Nell'inferno, ecco, diciamo così. Per una chiara certificazione del fatto che chi scrive sulle superfici dalla notte dei tempi non l'ha mai fatto
per divertimento o per divertirsi, l'ho sempre fatto perché aveva forse un logorio interiore o una sofferenza. Mi riferisco magari a un luogo più recente rispetto magari ai rupestri, che sono i deportati di Auschwitz, no? Che scrivevano sulle mura delle pareti del campo di concentramento per dire io sono qui, è una sorta di sono passato quantomeno da qui, voglio lasciare traccia di me. Ecco, il tuo scrivere rispecchia quel logorio interiore o è soltanto un aspetto formale che tu dai alle superfici? Perché io dai pittori che scrivono sono stato sempre entusiasmato da questo. Mi riferisco a pittori come Georges Mathieu, che era totalmente informale, ma scriveva come uno spadaccino sulle superfici. Sto parlando di pittori altamente informali. Ecco, tu pensi all'informale quando fai la tua figurazione e soffri quanto loro Da dove prendi tutto questo? Questa è una domanda forse che ti ho lasciata delle trappole in questa domanda. No, sicuramente l'informale, il passaggio alla figurazione penso che sia evidente, soprattutto in quest'opera che è proprio un po' il passaggio. C'è questa necessità che è interiore sicuramente, no? Però con l'inserimento di alcuni simboli, di alcune frasi che magari alcune sono leggibili, altre no, anche scritti al contrario in latino o con numeri, ripeto, arcaici. Perché ci sono diverse lingue, quasi una sorta di codice leonardesco, questa, come è criptato. Sì, ma infatti è nato anche da un'altra opera che si chiama Crypt, dove c'era proprio il disco che creò Leon Battista Alberti nel Cinquecento, no? Che è il disco con la crittografia, che poi venne utilizzato dai servizi segreti e quant'altro perché è un linguaggio criptico, no? Indecifrabile. E la donna in sé un po' lo è, se vogliamo, un po' indecifrabile. Quindi Leon Battista Alberti, Rinascimento, misteri, echi profondi provenienti da lontano. Ma tu sei nata in Calabria, come me. Sì. Catanzaro, le scuole lì. Un'accademia che ha sempre mantenuto, perché la conosco, una grande cultura di figurazione. Inizialmente, solo inizialmente. Ecco, poi però subito approdi a Roma dove ti naturalizzi. E quindi però la cosa interessante, Francesca, è che non ti sei fatta fortemente influenzare da tutte le culture totalmente informali in tutti questi anni. Che io, sai, Roma, ho avuto un approccio con Roma da pochi anni, da 3 anni. Prima ero a Milano, quindi non fa testo a quello che sono le mie influenze, perché Roma è un sistema operativo a sé, sia come arte che come cultura popolare. Però la domanda che mi chiedo è che tu comunque hai mantenuto quell'autenticità. Sei stata tenace nelle tue idee, perché vedendo tante opere tue sei rimasta sempre coerente con te stessa, e quindi questo è un valore aggiunto per te, oppure è una gabbia di cui ancora non ne sei uscita fuori? Sicuramente una lotta continua, perché come ben sappiamo il figurativo è intanto difficile, nel senso che comunque presuppone delle basi. Tu devi avere delle conoscenze, no? Delle competenze in questo tema. E ovviamente oggi la figurazione è sempre stata messa un po' da parte, e quindi la mia è una lotta nel continuare a avere sempre il figurativo con me, perché è un'esigenza. Ovviamente l'informale sì, però lasciare la figurazione no, perché come dicevi prima, il discorso del ritorno all'ordine, la conoscenza di arrivare anche a un informale deve avere una base, quindi un percorso. Per me è fondamentale che ci sia l'ABC, no? La grammatica che parte dal disegno alla pittura, per poi passare alla scultura e quant'altro, ma ci sono delle regole che oggi si sono perse, perché c'è tanta quantità, c'è tanta, anche poca figurazione, c'è di tutto tanto. Anche l'etimologia del termine, no? L'abbiamo un po' persa, perché arte ormai è tutto, tutti possiamo tutto. E per me, che però arrivo da una scuola dove sicuramente anche dei sacrifici, no, personali, dove ho studiato una vita per avere
proprio anche la conoscenza delle tecniche, come nella pittura, nella scultura, e avere delle basi, delle regole, no? Che comunque ti danno la qualità e la conoscenza di ciò che può essere la pittura o comunque il figurativo. È una lotta, e quando parlo del ritorno all'ordine, spero ci sia un ritorno a quella che è, non perché la mia sia qualità, in generale, una qualità in tutto, cioè in tutta la forma dell'arte, nell'avere una quantità inferiore, che non sia il troppo tutto, ma qualcosa di più selettivo, selezionato, che sicuramente la qualità emerge in tante opere oggi, però e qui è avvenuto troppo. l'incontro. Io dico sempre, abbiamo coniato questo titolo per questa rubrica che è Pittori a confronto. Ma è qui, io dico sempre, Pittori a confronto non è un confronto, ma è un incontro. Qui avviene è avvenuto l'incontro, perché non sai di quanto tu mi stai facendo felice ad affermare questo, perché tu è la chiara certificazione, e mi rivolgo a chi ci sta seguendo da casa, come una donna così graffiante, tra virgolette, perché tu sei un po' cuspidata in quello che fai, anche le superfici che tu tratti graffiano in un certo senso, perché salta subito all'occhio che sono superfici quasi sì, che sono sognanti, però sono come una sorta di incudine, no? Posso intervenire? Sì. Discorsi Sì, troppo donna. interessanti, ci voglio stare dentro, anche mi voglio sporcare le mani come quello di cui vi nutrite voi, no? Perché no? Io penso che anche proprio sporcarsi le mani con la con i pasta colori, pittorica. esatto, Esatto. no? E deve Sì. essere una bella sensazione. Sì, Una sensazione, certo, è una poesia tattile. Siccome io però ti vengo incontro, caro Mauro, intanto grazie sempre per tutti gli ospiti, che ci porti sempre uno più interessante dell'altro, devo dire la verità. E fai delle scelte, so che ci lavori anche tu tutta la settimana, però proprio perché condurre e dire qualcosa di se stessi è molto molto difficile, è come quando mi dicono a me canta, io dico se che conduco non posso cantare. Vabbè, anche per in qualche modo andare incontro a quello che diceva prima la tua ospite, della qualità, no? Perché a volte quando si vuole fare tutto, purtroppo qualcosa poi si fa che non va proprio per il verso giusto. Quindi per tenere un po' la qualità alta ti faccio io da conduttrice in questo momento, perché so che tu devi ricordare qualcosa, e diciamo alla regia se ci manda gentilmente la foto, dovrebbe essere al numero 22 credo, se può mandarci. Sì, Eccola, è una pagina del... Tu non l'avresti detto perché, sì. come si dice, no? Sono una da solo, non si imbroda, com'è? Infatti, Allora io te lo dico io. ti ringrazio Gio di questo. È una pagina del periodico Informa, periodico calabrese tra l'altro. Sono dei trafiletti scritti dal giornalista Ambrogio Scaramuzzino, che ringrazio di questo, esplorando la terra di Calabria attraverso gli occhi di Mauro Russo. Quindi per chi volesse acquistare e trovare questo periodico calabrese, può trovare quelli che sono i miei intenti compositivi, tonali, quella che è la mia ricerca trentennale, e anche su qualche considerazione sul programma, sulla rubrica che sto conducendo. Come vi siete incontrati voi due? Ma ci siamo incontrati da una telefonata. Vabbè, qualcuno però ti ha messo in contatto. No, sì, c'è sempre un gancio. ho visto una sua personale. Quindi hai fatto tutto da solo? Ho fatto tutto da solo, visto? sì, l'ho contattata e ci siamo trovati negli intenti. Bravissimo, io non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, forse abbiamo finito, ma non ancora, altrimenti E io siamo anche colleghi, abbiamo tra un minuto, e quest'ultimo minuto volevo dire, tu sei calabrese, Sì, di dove? esatto. Originaria di Cirommarina. Di Cirommarina. Allora io un ospite all'emigrante di Cirommarina non l'ho mai avuto, non ti voglio rubare gli ospiti. Dove abbiamo però... il vino degli dei noi, no? Appunto, quindi sicuramente ti chiederò il permesso di poterlo ospitare nel mio Ma certo che sì, io avevo avvertito già il tuo alone di presenza. Tu quando fai la domanda da dove arrivi, che chiedi da dove arrivano, io che devo fare? Diciamo che nordica non sembro, insomma, dalla
su quello potevi essere anche campana, quindi appunto molto bella quest'opera che ci hai portato. Le mie donne sono tutte mediterranee. Volevo fare solo un'ultima domanda a Francesca. La domanda magari non ce la facciamo perché abbiamo finito, però l'ultima cosa la puoi dire. Se ci puoi invitare al tuo prossimo grande evento, che so che stai. Velocemente, quando è la data? Sì, no, la data ancora non c'è, però vi dico che è un progetto grandissimo con un curatore Celso, che ancora non farò il nome, però è un grande progetto e si tratta della criminologia legata alla letteratura. E sarà una cosa fantastica. Magari lo dirai a Gio, all'emigrante. Te lo pubblicizzeremo qui. Grazie Mauro, grazie. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con la prossima rubrica, tra pochissimo. Grazie.